Blitz del comitato No Pedemontana in Consiglio regionale. Gli attivisti hanno tentato di esporre uno striscione ma sono stati allontanati dalla sicurezza. Qui dentro si stanno vendendo il Veneto, la terra nostra, è casa nostra e se lo stanno vendendo per regalarla ai cavatori, la pedemontana serve solo a chi la fa. Insomma, dopo i Notav, i Nomose, i centri sociali si inventano anche i No Pedemontana. Non sono mancati momenti di tensione. I costi ecosistemici di quest'opera, le palle, l'acqua, l'aria. L'inquinamento del traffico non è un costo ambientale quello, dai. Quelle dell'acqua, quelle dell'aria. La vita sta diventando insostenibile in Veneto. Per gli attivisti questa è la soluzione. Per quanto riguarda il continuo dell'opera, anche il blocco effettivo dei cantieri. Una richiesta che appare quantomeno fuori tempo massimo, anche perché la pedemontana è una realtà. Bloccare ora i cantieri lascerebbe una ferita aperta, difficilmente sanabile. Per concludere i lavori e per scongiurare l'applicazione, anche per il solo 2018, della maggiorazione dell'addizionale regionale IRPEF, intanto la Giunta ha proposto di chiedere al Governo e al Parlamento nazionale che venga assegnato alla Regione del Veneto uno spazio finanziario di 300 milioni di euro previsti dalla legge di bilancio dello Stato, che vanno proprio a favore delle regioni che stanno investendo. Chiediamo solo, ha fatto sapere il presidente del Veneto Luca Zaia, che per il completamento della più importante opera pubblica in corso in Italia, lo Stato si assuma la responsabilità di utilizzare questi fondi. Il nostro obiettivo è quello che l'opera venga completata il prima possibile, e questo possa consentire anche il prima possibile che vengano pagati gli espropriati, anche dal punto di vista etico è assolutamente una nostra priorità, e vengano pagate anche tutte le ditte che vi lavorano.